la parte centrale di questo rendering è un'ex caserma, il Museo del Liberismo della Shoah a Ferrara, ancora una volta certificato col protocollo. Il Castello Estense è registrato ai fini della certificazione per il prossimo restauro e consolidamento sismico. Palazzo Cuninelli, se venite il 27 marzo ne facciamo la cerimonia e la visita perché è certificato. Ospedale Sant'Agostino a Modena, Palazzo Sant'Andrea a Torino, questo è di proprietà del MIBACT, nello specifico è davanti al Colosseo, Palazzo Rivaldi. Col MIBACT abbiamo siglato un accordo specifico per portare avanti questo e questa è un'altra meraviglia. Questa è la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano, quella dalla quale gli è caduto il tetto. Ecco, stanno seguendo, questo è il cartello, come potete vedere in fondo, c'è scritto registrato per la certificazione col protocollo, stanno seguendo anche questo. Allora, il punto è, siccome questo protocollo lo stiamo internazionalizzando, il protocollo per la riqualificazione storica parlerà nel mondo una lingua italiana e farà parte di quelli più utilizzati, che è la famiglia LID, tant'è che gli amici di Casa Clima ci hanno detto vogliamo fare qualcosa assieme, hanno detto benvenuti, noi siamo un open content, siamo bravi a ragionare, abbiamo aperto ad Itaca, non è un problema. Per cui, detto ciò, i protocolli li trovate anche tutti scaricabili gratuitamente, perché questo è un altro tema, non sono a pagamento, non solo le versioni brevi ma le versioni complete dei protocolli nazionali li potete scaricare. Per il resto grazie. Grazie a Marco perché c'era veramente una panoramica di quello che succederà nel mondo delle edilizie, di quello che sta già succedendo, anche grazie all'impegno che Marco ci mette. E ora arriviamo più a livello locale, la Regione Veneto è impegnatissima su questi temi, Spiccam credo che faccia riferimento a livello nazionale, per cui dalla dottoressa Ciao ha dato un po' uno spaccato di cosa si sta facendo e quali sono gli obiettivi che vuole raccogliere. E anche vorrei invitare Lorena Franza, che prima non è stata presentata, che è la relatrice che mi segue e che parlerà del segmento rifiuti, anche perché ho visto che il tempo sta scorrendo, quindi il mio intervento sarà breve perché non voglio che la platea si perda l'intervento di Lorena sul tema rifiuti in Veneto, che è importante. Allora, io mi occupo di acquisti e soprattutto sostengo il GPP. Il GPP è l'altro fattore importante per l'economia circolare. Abbiamo appena sentito Mari che ci ha parlato con tutta la sua passione ed energia di come si stanno muovendo le imprese, ma le imprese non vanno da nessuna parte se non c'è una domanda che è attenta a un mercato che cambia, e qui è l'importanza centrale del GPP, cioè la domanda che le pubbliche amministrazioni fanno al mercato costringendolo ad offrire un prodotto di sostenibilità o anche meglio certificato, come abbiamo visto prima. In questo impegno cosa fa la Regione? Aveva già anticipato anche lei prima in apertura. Due sono le azioni importanti che facciamo per sostenere l'economia circolare. Uno è l'impegno sulla appunto informazione e formazione di tutte le piccole amministrazioni su come si fa un acquisto sostenibile. È stato molto bello e efficace l'esempio che ha fatto Mari. È inutile che facciamo una bellissima scuola certificata col patentino medaglietta d'oro e poi il nostro comune, per risparmiare sulla manutenzione, ci fa una camera a gas dove stanno i nostri bambini tutto il giorno. Quindi io come amministrazione, noi col GPP, col protocolli e con i piani d'azione per sostenere gli acquisti verdi, stiamo facendo questo, stiamo cercando di dare l'informazione alla piccola amministrazione che è chiamata a fare la manutenzione del quotidiano, che deve farla secondo determinati criteri. Facevo proprio l'esempio ad un corso di formazione a cui sono stata invitata di recente, a proprio delle piccole amministrazioni, che la fornitura di lampadine a LED di un edificio pubblico non deve essere più fatta sul ribasso, sul prezzo più basso. Il prezzo è quello di una lampadina. Facciamoci presentare agli operatori economici la scheda tecnica e diamo il punteggio a quell'operatore economico che mi presenta una
dal punto di vista appunto operativo è semplicissimo. Ma cosa costringe con questa domanda la stazione appaltante? Costringe l'operatore economico, se vuole vincere quella gara, a cercare la miglior lampadina LED esistente sul mercato e quindi a fare un salto di qualità sul prodotto che noi andiamo a inserire nella nostra diciamo, attività quotidiana. È proprio questo l'importanza, forse con questo esempio do più la misura di quanto è importante sostenere la politica del Green Public Procurement, cioè degli acquisti verdi nelle stazioni appaltanti. E quindi con i piani d'azione regionale ce n'è stato il primo del 2015, quindi prima dell'obbligatorietà introdotta col codice dei contratti. La Regione Veneto è stata la quinta regione a livello nazionale che si è dato il proprio piano d'azione. Abbiamo iniziato a fare questi interventi di sostegno, di informazione e formazione sul territorio ed è di fine anno 2019 il secondo piano d'azione in cui rinnoviamo questo nostro impegno per ulteriori 5 anni grazie anche a una rete di iniziative di cui vi farò un breve cenno. Come facciamo a sostenerlo? Oltre agli interventi che facciamo presso le varie amministrazioni o in occasioni anche fieristiche come questa, sicuramente gli strumenti più efficaci per arrivare ai piccoli comuni che sono operati dal loro quotidiano sono proprio gli strumenti telematici. Quindi abbiamo messo in piedi un sito, questa è la pagina dove si arriva con vari strumenti di ricerca, si può arrivare, dove ci si può trovare tutta la documentazione aggiornata dal punto di vista normativo. C'è un help desk, cioè c'è una mail alla quale le amministrazioni possono formulare i loro quesiti, ma anche la loro semplice domanda di un esempio da applicare in concreto per fare un acquisto sostenibile, un servizio di manutenzione edilizia piuttosto che impiantistica che sia più sostenibile di quello che stiamo facendo, che stava facendo in precedenza con le classiche approccio diciamo al prezzo più basso, quindi con l'approccio tradizionale che hanno tutte le amministrazioni. E poi abbiamo anche degli strumenti di formazione in e-learning, quindi il piccolo comune lì si dice noi Venezia è lontana, non parliamo da Belluno, arrivare a Venezia diventa un viaggio, non possiamo sapere cosa fate voi a Venezia, le vostre occasioni di aggiornamento sono troppo lontane. Ci sono anche altri strumenti che li abbiamo messi a disposizione del sito e sono i corsi in modalità in e-learning oppure il servizio di newsletter, che è un servizio, anche questo a registrazione gratuita come succede in tutti i siti, in cui andiamo a fornire quelle che sono le novità, le occasioni di aggiornamento, le occasioni di formazione, proprio per essere più vicini soprattutto alle realtà piccole. Un'altra iniziativa che facciamo, e su questo ci sostiene CNA, l'attuale ospite dell'iniziativa, ma Confindustria, Confartigianato ci sostengono nell'edizione della consegna dei premi Contraverde. Anche questa è un'iniziativa che non deve essere banalizzata nel un'altra targa, un altro quadretto da attaccare, deve essere banalizzata in questi termini, perché con l'occasione di consegnare un premio e a sentire la viva voce di chi fa nel suo piccolo la sostenibilità, spesso si arriva e si percepisce la semplicità di fare un'economia circolare. Faccio semplicemente due esempi che mi vengono dagli aneddoti che hanno dichiarato due imprese che hanno vinto il premio nell'ultima edizione, nell'edizione 2019. Hanno vinto due imprese tra l'altro artigiane, quindi piccole imprese. Una ha vinto il premio perché per risolvere un problema concreto, cioè risparmiare sui costi di smaltimento dell'acqua inquinata dei propri impianti, si è spinta e ha trovato nel mercato una sorta di lavastoviglie che riciclava l'acqua più volte, quindi abbattimento del consumo di acqua, e consentiva di fare i lavaggi industriali con basso consumo d'acqua e soprattutto riutilizzo e smaltimento in modo molto più efficace. Oppure un'altra impresa che lavora nel settore del lusso, quindi tutto un altro settore, dove per far fronte a un aumento sproporzionato del costo della materia prima pregiata sul quale loro lavoravano in finiture, ha fatto una ricerca, ha trovato un materiale
che è stato immesso nel mercato. Quindi, per dire, hanno ricevuto un premio, ma sono partiti dalla constatazione di dover risolvere un problema concreto, economico e necessario per la sopravvivenza dell'azienda. Ma sono interessanti anche le testimonianze che ci vengono dalle stazioni appaltanti che hanno vinto questi premi. Anche lì abbiamo visto come è facile applicare un criterio ambientale minimo se ci si pone non col grande obiettivo di cambiamo il sistema, ma col piccolo obiettivo e piccolo passo di introduciamo un criterio che faccia la differenza. Io dico a molti, ma perché non utilizziamo, il codice ci consente di usare e di valutare l'intero ciclo di vita del prodotto, ma l'intero ciclo di vita del prodotto da dove parte? Dall'approvvigionamento energetico. E perché non inseriamo in un criterio di gara semplicemente la percentuale di approvvigionamento da fonti rinnovabili che l'operatore economico ha? Questo significa, proprio facendo l'esempio che diceva in introduzione non mi ricordo, Marinelli, significa dare una spinta al passaggio dalla fonte non rinnovabile alla fonte rinnovabile con una velocità straordinaria, perché se l'operatore economico sa che si prende 10 punti se rispetto al suo concorrente ha un utilizzo di energia da fonte rinnovabile superiore al 50%, caspita, capite bene che è un'operazione che gli permette a noi di stazioni appaltanti di orientare il mercato e di spingerlo nel passaggio alle fonti rinnovabili. Oppure semplicemente agganciandomi agli interventi sui rifiuti, che è il tema più delicato anche per la parte edilizia. Il codice ci dice che noi siamo costretti negli acquisti verdi come stazioni appaltanti a introdurre come livello minimo le specifiche tecniche, e su questo ci prendiamo il CAM e andiamo a prenderci il segmento che ci interessa, e le clausole contrattuali. Ma io piccolo tecnico di un comune di montagna, visto che siamo qua a Belluno, ma come faccio a controllare la specifica tecnica di un operatore economico? Semplice, lo faccio proprio con quegli strumenti che sono in grado di utilizzare. E qual è? È il controllo sulla raccolta del rifiuto nel cantiere. Questa è una clausola contrattuale. Se io inserisco nel mio capitolato l'obbligo per l'operatore economico che mi fa la manutenzione di gestire il rifiuto dalla manutenzione in modo differenziato, ma viva Dio, anche l'ultima segretaria del comune può andare a controllare se l'operatore economico differenzia o non differenzia in un cantiere il rifiuto, e quindi sono in grado anch'io di controllare e di pretendere rispetto. Per cui la clausola contrattuale l'ho introdotto, ho rispettato il codice dei contratti e ho dato una spinta a tutti gli operatori economici a porsi il problema di come gestire il rifiuto nell'edilizia, che è uno dei temi più importanti. Quindi fare il GPP è facile, noi con la nostra iniziative sui piani d'azione, i premi, cerchiamo di spingere in questo senso. Anche noi partecipiamo e siamo al tavolo di lavoro del Ministero dell'Ambiente dove si riscrivono i canoni e vogliamo far portare a quel tavolo, far arrivare le esigenze che emergono dal nostro territorio, per cui le iniziative che stiamo facendo sono anche destinate a raccogliere questi spunti. E tra queste iniziative abbiamo sottoscritto l'anno scorso con dei partner autorevoli un protocollo che è quello con tutte le università del Veneto, ARPA e Union Camere, proprio per raccogliere quelle che sono le difficoltà in concreto che possono essere portate poi al Ministero per la riscrittura dei CAM. Focus invece sull'edilizia sostenibile. Tra queste iniziative all'interno del piano e delle nostre iniziative, oltre al forum che facciamo annualmente, 2 anni fa ne abbiamo fatto uno dedicato all'edilizia sostenibile in cui è stato presentato anche un manuale frutto di un lavoro d'intesa con tutte le regioni del bacino padano. Il manuale è scaricabile dal nostro sito, che quindi vi consiglio di collegarvi e procurarvelo, perché comunque è un lavoro fatto d'intesa fra 2 regioni e vuole cercare di portare ad un livello più facile l'approccio all'edilizia sostenibile. L'anno scorso invece, sempre all'interno di questa iniziativa del progetto europeo
del bacino padano Life Prepare abbiamo fatto il manuale sui servizi energetici, anche questo è un manuale che potete scaricare dal sito. Avevo messo un po' di indicazioni per acquisire la documentazione. Poi per quanto riguarda la normativa, il Veneto è stato precursore nel 2007 con una prima legge sull'edilizia sostenibile, che però poi è rimasta dopo una primi anni di attuazione in cui appunto, come diceva prima anche Mari, finché c'è il finanziamento la legge va avanti, una volta che finisce il finanziamento le cose si fermano, e anche questa è un po' stata la sfortuna di questa legge, finché non sono arrivati i CAM, ma anche è arrivata, ed è recentissima, la legge regionale numero 14 del 2019, cosiddetta Veneto 2050, dove si parla di politiche per la riqualificazione urbana, l'incentivazione della rinaturalizzazione del territorio veneto. Di questo vi invito a partecipare alle numerose iniziative che i colleghi miei di edilizia urbanistica fanno per promuovere e spiegare questa legge. Vi do solo due flash prima di dare la parola a Lorena, e sono questi. La legge si spinge in modo molto importante agli obiettivi di pulizia del territorio, crediti edilizi, sostegno all'incentivo alle coperture verdi, fonti rinnovabili, alla qualità dell'architettura. In particolare due sono le norme di riferimento che vi invito a leggere. Sono l'articolo 6 sugli interventi edilizi di ampliamento, dove gli interventi fatti secondo una logica di qualità, di abbattimento dei consumi energetici, di introduzione di tecnologie nuove, tipo quella, vedo qua, adozione del recupero dell'acqua piovana, piuttosto che utilizzo di copertura verde, utilizzo di materiali di recupero. Ognuna di questi tipi di intervento è agganciata a una percentuale di incentivo nella volumetria edilizia, quindi sono proprio dei forti stimoli. In più c'è anche il bonus 30 dicembre 2020, dove soprattutto tutti gli interventi che mirano a promuovono l'efficientamento energetico fino al 31 dicembre 2020 godono di un ulteriore incremento di volumetria. Eccole qui in modo molto efficace, mi hanno suggerito di far vedere quanti pezzi di casa si aggiungono nel momento in cui io faccio un intervento che ha un impatto energetico, diciamo di abbattimento dei consumi energetici. L'altra norma è l'articolo 7, che spinge appunto sugli interventi di riqualificazione, premiando gli interventi di demolizione e ricostruzione che sono agganciati a una ricostruzione appunto in termini di efficienza energetica e di edilizia sostenibile. Non scendo nei dettagli tecnici perché voglio lasciare la parola ai due relatori che sono previsti a questo tavolo. Vi ringrazio. Una soluzione di avere una pianificazione dei programmi per la gestione di questi rifiuti. Se poi noi consideriamo i rifiuti inerti, quindi non solo i rifiuti da costruzione e demolizione, ci sono una serie di altri rifiuti inerti appunto che possono essere e sono in parte utilizzati nel settore delle costruzioni e demolizioni, che sono appunto i rifiuti da processi termici, i rifiuti minerali naturali, cioè gli scarti di cava, e una serie di altri rifiuti dal trattamento tipo sabbie, minerali da selezione. Quindi la somma di tutti questi rifiuti supera il 50%. Quando noi parliamo di problema dei rifiuti inerti, parliamo della metà di tutti i rifiuti prodotti. Torniamo ai rifiuti da costruzione e demolizione, come dicevo prima, 5.700.000 tonnellate, il 40% circa di tutti i rifiuti speciali prodotti. Vediamo un po' l'andamento negli ultimi 10 anni, c'è stato un calo nel momento della crisi 2018, 2013, 2015, adesso c'è un periodo di ripresa, anche i dati del 2018 confermano un aumento della produzione. Queste sono le tipologie, chi lavora nel settore sa benissimo cos'è il codice CER 17, quindi abbiamo questa serie di rifiuti di cui i primi sono rifiuti selezionati, quindi rifiuti provenienti da una selezione in sede di
demolizione, mentre il cosiddetto CER 17-19 sono rifiuti misti, rifiuti che provengono da attività di demolizione non selettiva. Ecco, vediamo, qui il Veneto nel 2012 adottò una delibera sulla demolizione selettiva e si vede chiaramente come dal 2010 al 2017 i rifiuti cosiddetti selezionati, quindi cemento, mattonelle, mattoni, sono aumentati rispetto invece ai rifiuti misti. Vediamo l'aumento del CER 1701 e una diminuzione del CER 1709, quindi un elemento molto positivo questo provvedimento regionale che ha incentivato la separazione dei rifiuti e quindi ben venga il provvedimento nazionale che conferma e rafforza questa strada. La gestione di questi rifiuti, i dati, come è già stato detto, sono molto positivi, vediamo che solo un 6% di rifiuti va in discarica, mentre il 94% dei rifiuti da costruzione e demolizione va ad impianti di recupero di materia. Si tratta di, a parte gli impianti mobili, si tratta di circa 250 impianti fissi di varie dimensioni che riciclano circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti. Questi sono i rifiuti che vanno in discarica e qui si vede che quella quota di rifiuti da costruzione e demolizione in realtà sono terre e rocce da scavo, perché sappiamo che la normativa ha dei problemi, per cui se tu non hai individuato subito la destinazione, purtroppo, e vediamo con tristezza che c'è un aumento della terra, perché poi è terra, che va in discarica negli ultimi anni. E quindi anche qui c'è un problema normativo che forse a livello nazionale dovrebbe essere risolto, perché effettivamente se uno non ha subito la destinazione della terra magari potrebbe stoccarla o destinarla ad un impianto che per utilizzi futuri, perché appunto le discariche si stanno riempendo di terra e questo non è propriamente un inciso sull'amianto. Noi come regione esportiamo l'amianto perché non abbiamo discariche dedicate, quindi lo esportiamo in altre regioni, amianto in Friuli, ma soprattutto in Germania. Andiamo adesso agli impianti, come dicevo prima, ci sono una decina di grossi impianti e tanti piccoli impianti in procedura semplificata, in autorizzazione, che trattano quantità diverse di rifiuti, sempre da costruzione e demolizione. Vediamo anche qui che i rifiuti destinati a recupero sono sia i rifiuti misti, sia i rifiuti, quindi il 1709, i rifiuti selezionati, le miscele bituminose e poi la terra e rocce da scavo. Ecco, questo è un po' lo schema del recupero dei rifiuti. Come già detto dalla dottoressa Gatto, appunto, il rifiuto, meglio se selezionato, va all'impianto di recupero e qui il trattamento dovrebbe portare alla cessazione della qualifica di rifiuto per arrivare a questi che sono prodotti riutilizzabili, aggregati riciclati, ma anche conglomerati cementizi o bituminosi, miscele legate e non legate, tutta una serie di altri materiali che sono molto specificatamente normati in sede con le norme uniche, quindi ci sono una serie di altri prodotti. La nuova legge che ha sbloccato di fatto la cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso, perché a parte appunto le procedure semplificate che sono del 98, quindi sono un po' datate, il DM sul fresato d'asfalto che è recente, questa nuova legge sembrerebbe aprire nuovi orizzonti. In realtà non è proprio così, soprattutto nella nostra regione, perché per quanto riguarda gli standard tecnici, appunto
appunto ci sono le norme UNI e i dettagli ci sono. Per quanto riguarda i requisiti ambientali, c'è il test di cessione previsto dalle procedure semplificate che tutti conoscono, che ha innanzitutto ci sono delle grosse difficoltà nel fare un campione rappresentativo di masse di rifiuti eterogenei come sono i rifiuti a costruzione e demolizione. Lo dico per esperienza personale, perché facendo controlli molto spesso ci chiamano a fare i campionamenti ed è veramente un grosso problema. E poi ci sono proprio dei parametri che sono critici, solfati, carbonati, perché sono costituenti degli inerti spesso, e quindi oltre che in alcuni casi problemi di cromo che è presente nel cemento. Quindi il test di cessione rimane fermo nel Veneto, per cui anche tutti i casi per caso, se non esce qualcosa a livello ministeriale, resta fermo il test di cessione, perché la Regione Veneto con 2 delibere ha proprio stabilito, e quindi è un criterio generale, che tutti gli aggregati riciclati, ma anche le miscele non legate ai sensi della norma 14227 devono rispettare il test di cessione. Quindi su questo la Regione Veneto è stata molto determinata. Poi c'è questa delibera molto positiva sulla demolizione selettiva, che ha previsto anche, quindi la delibera prevede la rimozione preliminare sia delle componenti pericolose ma anche delle componenti riutilizzabili, travi, caminetti, cioè tutti quelle componenti dell'edilizia che possono essere riutilizzati in qualche modo si può fare con questa delibera. E la stessa delibera stabilisce anche una riduzione dei controlli analitici in caso di demolizioni civili, quindi se uno fa la demolizione selettiva è anche esentato dal controllo analitico. Le conclusioni, che più o meno riprendo dai colleghi precedenti: sicuramente è importante ed è strategico intervenire sui rifiuti inerti, però ci sono ancora grosse criticità del mercato, perché sì, il 96% va a impianti di recupero, però rimane lì, nel senso che quando si fanno i controlli agli impianti di recupero di inerti purtroppo ci sono montagne e montagne di aggregati riciclati che non sono inutilizzati, cioè ci sono anche le piante che crescono, ma il mercato non c'è, insomma. Poi bisogna dire che si è aggiunta nel Veneto il tema della pedemontana, che ha portato notevoli quantità di materiali e quindi i costi del materiale vergine sono inferiori rispetto all'aggregato riciclato. Devo dire che ci sono state anche negli anni passati una serie di indagini e di problematiche connesse soprattutto alla presenza di pezzi o fibre d'amianto nei riciclati, che hanno dato il via ad una serie appunto di percorsi della magistratura, che anche questi hanno contribuito molto a bloccare il mercato. Sicuramente la demolizione selettiva è importante, però è molto importante che ci siano delle norme tecniche chiare, dei requisiti ambientali che superino alcune problematiche del test di cessione, ma anche un approccio diverso per quanto riguarda la lettura. Non è possibile che un'analisi possa determinare se è o non è aggregato, bisogna passare a un criterio che veda una serie di analisi, cioè una media annuale, cioè un criterio diverso, perché altrimenti così non ci sarà mai la certezza della qualità del prodotto. Ecco, capita molte volte di fare l'analisi diversa sullo stesso cumulo e avere risultati diversi. Ecco, io ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille anche a Lorena. Prima di chiudere velocemente, chiedo a qualcuno se volesse intervenire, abbiamo un po' sforato, ma per 5 minuti nel caso qualcuno voglia dire 2 cose ce l'abbiamo.
Altrimenti intanto ringrazio i relatori della presenza e della disponibilità e consegno le conclusioni al nostro vicepresidente nazionale Roberto Strumendo, che si porterà i saluti appunto della Presidenza nazionale Costruzioni e chiuderà con le valutazioni. Grazie a tutti. Allora, come ha detto Fabio, porto intanto i saluti del Presidente, che proprio per una ristrutturazione aziendale interna si è trovato a dover andare dal notaio in mattinata, e quindi non ha potuto esserci, però mi ha preparato un testo che correttamente vado a leggere perché è focalizzato tutto quanto sostanzialmente o gran parte di quello che si è sentito oggi. E quindi mi chiede di andare a leggere, portare i saluti e di scusarsi. Allora, CNA Costruzioni infatti ha come punto del piano strategico di mandato l'impegno di elaborare proposte concrete per favorire i rapporti tra domanda e offerta di materiali recuperati nella filiera dell'edilizia. Stiamo lavorando affinché si possa costruire una panoramica realistica delle problematiche normative, tecniche ed economiche in direzione della definizione di un sistema che mira alla valorizzazione dei materiali provenienti dai rifiuti di demolizione e costruzione. Oggi la tenuta del settore e le prospettive di una sua auspicata crescita, che non sia effimera ma che si aspiri ad essere di tipo strutturale, dipende molto dalla consapevolezza collettiva, imprese e istituzioni nazionali e locali, che il mercato è profondamente cambiato e che al centro vi è la riqualificazione del costruito, in produttività delle costruzioni che possono assumere un ruolo di primo piano grazie alle loro caratteristiche distintive, proseguendo il percorso di qualificazione e acquisizione di nuove competenze già intrapreso da alcuni anni, proprio perché spinti dall'evoluzione del mercato che va in direzione della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza dei territori, nonché della qualificazione energetica e statica del patrimonio edilizio italiano esistente. Il tutto evidentemente in chiave di sostenibilità. Per questo motivo lo scorso 15 novembre abbiamo firmato con Green Building Council un protocollo di intesa con l'obiettivo di sviluppare percorsi formativi di azione e promozione con le istituzioni. L'accordo tra la GBC Italia e CNA Costruzioni intende promuovere nuove forme di collaborazione per innalzare il livello culturale nel campo delle costruzioni sostenibili, fornendo strumenti per il progetto, la costruzione e la gestione efficiente degli edifici. Inoltre vuole sensibilizzare le rispettive delegazioni territoriali in modo da attuare forme di collaborazione in un'ottica di qualificazione strutturale sostenibile. Siamo qua in Veneto per questo motivo, anche mediante appositi strumenti energetico-ambientali, prioritariamente degli edifici esistenti, compresi quelli aventi valenza storico-testimoniale. Un altro punto importante dell'accordo prevede la promozione di momenti di incontro finalizzati a crescere la comprensione degli scenari socio-economici locali, nazionali e internazionali, al fine di incrementare la competitività delle imprese e la qualità dei prodotti italiani e regionali. Con questo accordo ci aiuterà molto in questa direzione. Contrariamente a quanto si possa pensare, l'Italia è da sempre in position nelle classifiche europee dell'indice complessivo di circolarità, ovvero di valore attribuito secondo il grado di uso efficiente delle risorse. Ma non per questo la nostra attività deve considerarsi conclusa, ma al contrario dobbiamo insistere su più punti ed in particolare nel diffondere e arricchire la conoscenza, la ricerca, le buone pratiche dell'economia circolare, il risparmio e l'uso più efficiente delle materie prime e dell'energia, l'utilizzo di materiali ed energia rinnovabile, una riduzione alla produzione e allo smaltimento di rifiuti e lo sviluppo del loro ciclo. Sono tutti fattori qualificanti dell'economia circolare ormai decisivi per la sostenibilità ambientale per ridurre l'emissione di gas serra. Bisogna migliorare l'utilizzo degli strumenti economici per l'economia circolare, ad esempio con un riequilibrio del prelievo fiscale che penalizzi l'inefficienza nel consumo di materiali e di energia.
Estendere l'economia circolare negli acquisti pubblici, occorre indirizzare una parte rilevante degli investimenti pubblici verso i modelli circolari, è quasi obbligatorio. Al fine servono criteri incisivi e vincolanti applicati agli appalti pubblici, che è fondamentale, e quindi è necessario indirizzare e formare le stazioni appaltanti, monitorare l'applicazione dei criteri di circolarità, valutare i risultati, promuovere l'iniziativa delle città per l'economia circolare. Le città hanno un ruolo importante per il consumo di risorse naturali come il suolo e le acque per la produzione e la gestione dei rifiuti. Devono diventare protagoniste della transizione verso un'economia appunto circolare. Occorre puntare al rilancio della qualità delle città con programmi integrati di rigenerazione urbana. Tale rigenerazione deve puntare ad assicurare il soddisfacimento dei diversi fabbisogni per il risanamento, la riqualificazione e il riutilizzo di aree dismesse o degradate e del patrimonio non più utilizzato. A questo punto lui ringrazia dell'invito e si scusa per l'assenza, e io aggiungo, dopo eventualmente gli facciamo un applauso a quanto ha detto se lo ritenete, che l'incontro di oggi, dove c'era la politica e dove c'erano tecnici che hanno spiegato molto bene come sarà il mercato e dove ci porterà a una valutazione poi alla fine dei fabbricati che si costruiscono per migliorare la qualità e l'ambiente. Non per niente quando uno va ad acquistare una casa, lo stesso notaio ormai si certificano gli ambienti dove si va ad acquistare, questi fabbricati sono certificati, e poi però ci sono le problematiche quotidiane che ogni impresa si trova ad affrontare. Noi in Veneto, ad esempio, su San Donato, faccio un'ipotesi, a ottobre le microimprese non sapevano dove portare i rifiuti, e questo è un problema che va comunque risolto, perché è inutile che siamo a livelli del 70-75% del recupero di materiali che poi portiamo in discarica, ma se le stesse non ricevono, non riciclano o non hanno gli strumenti per farlo. Mi aggancio a quanto ha detto la Gatta, che la demolizione selettiva e quando si usano termini come end and west, bisogna fare in modo che west non diventi western, perché sennò western diventa sprecato. West è rifiuto e western è sprecato. Noi non possiamo più permetterci, perché il riciclo è fondamentale. A volte ci sono miniere di materiali che sono delle ricchezze, che però devono avere in questo percorso un aiuto da parte della politica, cioè la politica deve essere veloce e tempestiva nel dare la strumentazione per accogliere sia a livello nazionale e regionale, perché sennò poi si creano degli intoppi. Quindi termini come riconvertire recuperando sono fondamentali, lo sviluppo sostenibile, un'economia circolare va benissimo, l'impronta ecologica ci fa capire che siamo in una situazione grave, il mondo riesce a sostenere e ha un consumo eccessivo di risorse, e quindi abbiamo l'obbligo, sia come cittadini e come imprese, di essere sul pezzo per fare ognuno la nostra parte su questo, che è un argomento molto delicato e che finisce alla fine per gravare sulla qualità del vivere, dell'ambiente dove si vive e del contesto generale e delle conseguenze che si vanno a creare.